direzione Firenze insieme alla mitica Renata, insieme all'Udinese Club di Spilimbergo. Renata, è tutto ok? Prima giornata di ritorno, tutto ok, prima trasferta del 2024 anche. Una cosa veramente bella, bella, bella. Chi è che è in ritardo per oggi? È il vicepresidente, come al solito. Come il solito il vicepresidente, che noi aspettiamo, che Renata, questo qua è un omaggio da parte dell'Udinese, non possiamo svelarti, non possiamo svelarti di chi è la maglia, però porterà fortuna. Bene, grazie. Ok, ci vediamo dopo, mi raccomando, seguite questa fantastica trasferta. Renata, andiamo a fare l'appello, Facciamo l'appello, dai. Insomma, ma come mai è sempre in ritardo? Perché la strada è tortuosa. Non è che stavo facendo la tattica per oggi? No, oggi non credo che ci siano problemi, non credo. Vuole fare un pronostico, lei che è fortunato? Facciamo prima della partita, che devo sentire le cose. Deve sentire, deve percepirle. Devo percepire, ancora sono in un momento di sveglia, diciamo che sto ancora cercando, sono ancora un po' assopito. Rimanete con noi, Forza Udinese. Forza Udinese. Mi raccomando, seguiteci, è sempre solo Forza Udinese! Adriano l'ho visto, Galasso l'ho visto, Bortolussi è arrivato, Martina, Roberto e Giampaolo. Alberto e Giampaolo, sì. Intanto sono curioso di capire cosa dice il giornale sull'Udinese. No, adesso no. Mi dica qualcosa, non faccia lo scaramantico. Adesso no. È timido. Fa il timido. Infatti, però io non so cosa dice il giornale perché non l'ho letto. Eccolo. Leggi. Scaramanzia ha messo il maglioncino quasi viola lei, Per sbaglio. Per sbaglio, qua non ce la racconta tanto giusta, però l'ha messa questa cosa qua, dopo vediamo come va a finire. Siamo pronti, carichi e fiduciosi. E fiduciosi. Speriamo, dai, avanti, fiduciosissimi. Forza sempre Udinese! Insomma, lei cosa mi racconta? Lei che ha il baffo. E cosa vuole che le racconti? Speriamo che la Fiorentina ha già giocato, sia stanca almeno, no? Sempre solo Forza? Udinese. C'è chi arriva anche da Trieste per questa trasferta. Come si chiama lei? Francesca? Insomma, Francesca, come mai ha detto sì all'invito di Renata? Perché comunque sono tifosa dell'Udinese e mi fa piacere tornare a Firenze, una città che conosco bene, quindi unisco il tifo dell'Udinese con una città che mi piace. Una conoscenza pazzesca perché ci ha rimesso il baffo lui a Monza, Virginio, come stai? Bene. Tutto a posto? Tutto a posto, sempre. Senti, scommettiamo sto baffo qua anche oggi. In caso di vittoria tagliamo tutto? Sì, tagliamo tutto. Altra trasferta con la mitica Renata, cosa possiamo dire del club di Spilimbergo? Un buon club, sempre ben organizzato, ci nutre bene. Lei cosa mi dice lei? Diciamo, tranquilli, L'ha detta, passeggiata di salute oggi. Passeggiata di salute. Voi cosa mi dite? Siamo fiduciosi, ma speriamo. Ormai non fa fin paura sbilanciarsi, no? Quindi speriamo e fiduciosissimi affrontiamo questa trasferta e speriamo nei 3 punti. Prima trasferta dell'anno. Prima trasferta dell'anno questa, no? Ah, dell'anno? Sì, prima trasferta dell'anno, assolutamente. Oggi vinciamo, dai. Voi chi siete, da dove arrivate? Da Cividale. Da Cividale. Cividale, sempre. Insomma, una bella città Cividale, Sì, Si tifa per l'Udinese a Cividale. sempre. Sta meditando sulla trasferta o sulla partita? Partita. Sulla partita. Andiamo là a lottare su ogni pallone. Per scaramanzia cosa mi dice? Perdiamo 2-0. Va bene così. Hai capito il babbo cosa ha detto? Sì, prendiamo 2-0. Anche tu sei scaramantico? No, io spero di vincere. Come procede qua? Benissimo. Mi hanno detto che qualcuno è la prima volta che viene in trasferta. Chi è quel qualcuno? Mio figlio Giampaolo. Ma Giampaolo, è tutto vero? Sì, è vero. Sei emozionato? Sì, dai. Voi di dove siete? Udine. Chi è che ti ha convinto? Mio papà. Ha fatto bene, eh? Sì. Senti, sei innamorato dell'Udinese? Cioè, avete capito? Avete capito? Complimenti, complimenti. Come va a finire oggi, Giampaolo? Io spero un pareggio. Manda un messaggio a Festi e Bosele e anche al Tuco, vai, al capitano.
Tu li posso parlare in spagnolo perché sono spagnolo. Mira, tu giochiero, tu camisetto, tu zapatos. In Bosselle gli scarpini. Hai capito? Idee chiare qua, eh? Sì, vai. Che Udinese ti aspetti oggi a Firenze? È propositiva, una bella Udinese da riuscire a portare a casa almeno un pareggio, non aggiungo altro per scaramanzia. Tra il calcio e il tennis è un attimo qua, eh? Esatto, è un attimo. Sta seguendo una partita di tennis? Sì. Si rilassa così? Sì. E la tensione salirà dopo. Senti, che Udinese ti aspetti oggi a Firenze? Mi augurerei una bella Udinese, messa bene, accorta, corta, un po' stile San Siro, sponda rossonera. Ecco, una partita del genere. Senti, chi potrebbe segnare oggi per Udinese? Un'incornata di un difensore che un po' che manca. Come saranno questa trasferta? Bella è la prima, quindi... La prima dell'anno o la prima in assoluto? Addirittura? Sì. Chi l'ha convinta? Chi l'ha convinta? Bravissimo, complimenti. Ovvio, bisogna portare a casa nuove risorse, nuove anche per il club, insomma. Anche perché adesso sa che si deve prendersi le sue responsabilità. In caso di quel punteggio che a noi serve tanto, lei dovrà fare sempre trasferte dopo, eh? Ok. Insomma, come procede questo viaggio? Bene, molto bene. Ci stiamo divertendo? In buona compagnia, assolutamente. Tu sei quello dei pronostici. Quando metti l'occhiale magico potresti fare un pronostico. Dammi l'occhiale. Dov'è l'occhiale? Occhiale, vai! Ditemi i vostri nomi, Erika? Federico. Davide. Allora, Davide ci fa il pronostico adesso con l'occhiale, eh? Davide, prima giornata di ritorno, Fiorentina-Udinese. Io direi una vittoria di misura 3-2. Insomma, lei nell'angolino sta meditando? Mi sto godendo la trasferta, la compagnia, insomma è sempre bellissimo stare con gli amici nella vera Udinese. Cosa possiamo dire dell'Udinese Club di Sprimbergo? Beh, io sono di Valvasone, ma lo conosco per aver organizzato questa trasferta, quindi bravissimi, sempre puntualissimi e quindi bravi. Erika, so che dovete fare un saluto, a chi? Dobbiamo fare un saluto al ristorante La Torre a Valvasone. Allora, Facciamolo. Per titolare, 1, 2, 3. Ciao Nico! Primo pit stop, quello del pranzo bianco-nero, targato Renata. Renata, è arrivato il mio turno finalmente. Ecco, sei contento? Ecco qua, guarda. Sono contentissimo, sto piangendo dalle emozioni, il profumo eccezionale. Senti, cosa ci hai preparato? È una zuppa di porri e patate con la panna e si mangia con i crostini. Mamma mia, allora il crostino no per me, perché sono a dieta. La zuppa sì, a zona. Poi magari a Firenze ci rifacciamo, eh? Va bene. Okay. Buon pranzo. Buon pranzo anche a te allora. Insomma, avete capito? Rinuncio al crostino, ma la zuppa di Renata no. Ho sentito che ci sarà anche un secondo. Un secondo, sì, da vedere, da provare, da degustare proprio. Fra 10 minuti parte il secondo. Ma posso mangiarlo anch'io che sono a dieta? Sì, oggi è la dieta, non si deve pensare. Il vicepresidente ha detto che in trasferta non si fanno diete. Ecco, Non si fanno diete. Bene. Mi stanno chiamando, come sentite mi stanno chiamando. Sarà il mio dietologo, mi ha già beccato. E finalmente abbiamo svelato anche questo fantastico secondo, Renata. Va bene, tutto buono, non so, io chiedo perché non ho ancora assaggiato, Io ti consiglio di assaggiare, e poi le verze sono buonissime. Ok, bene, sono contenta. È verdura di stagione. Abbiamo trovato un bel posto qua per fermarci, senza impedimenti e balle varie. E allora, la verza è di stagione, e questa salsiccia invece è di stagione o no? Penso di sì, che sia È sempre stagione di salsiccia qua, Che va sempre bene. Quella frulana. Va sempre bene. Va sempre bene. Mi sembra che venga apprezzato questo piatto, Tutto apprezzatissimo. Vado a sentire anche loro. Sì, buonissimo, assaggiate tutti. Lei è pronto? Sì, pronti, via. Adesso lo assaggio. Buonissimo. Cara Francesca, devo capire com'era questo piatto. Era squisito, buonissimo. Buono, anche lei è convinto di quello che dice la Francesca? È ancora con la verza in bocca lei. La salsiccia. La salsiccia, buonissima, quella nostrana, quella frulana, Giusto.
Lei cosa mi dice di questo piatto? Buono, ottimo. Ottimo! Davide, com'era il piatto? Buono. Già finito? Sì. Adesso aspettiamo il dolce della mamma? Sì. Che dolce ci ha fatto la mamma? Salame di cioccolato. Ah, il salame di cioccolato, quello buono, quello che piace a noi. Sì. Allora, mandiamo un bacino a tutti quelli che ci stanno guardando. Vai Davide, un bacino e sempre solo forza. Udinese. Udinese, yeah! Un applauso alle cuoche! Brave! Erika, voglio capire com'è questo dolcetto, perché io ho mangiato questo che tu stai per finire ed è buonissimo. Quello al cioccolato? È sicuramente buono perché l'ha fatto la Renata. E dopo questo fantastico pranzetto, il momento della ripartenza a direzione Firenze. Però detto fra noi, a Firenze andiamo lì per un dolcetto o per uno scherzetto? Scherzetto! Rimanete con noi. L'avevo promessa, eccola qua la sciarpata bianconera dei nostri super tifosi! E sempre e solo forza Udinese! Siamo a 10 km dallo stadio, siamo qui con l'Udinese Club di Spilimbergo. Questa trasferta è partita prestissimo questa mattina. Siamo partiti dal nostro stadio, dal Blue Energy Stadium, insieme a Francesco Tecchio che sta facendo la regia mobile qui sulla Corriera, insieme al mitico Giambattista, detto Gianni per gli amici, e abbiamo raggiunto la mitica Renata a Spilimbergo per questa prima trasferta dell'anno. Prima trasferta dell'anno, prima di ritorno. Con la polizia che qua ci porta al funerale, mi sa, invece che in stadio, ed è 40 all'ora, qui ancora un po' scendo e spingo la Corriera. Anche perché effettivamente siamo scortati, la polizia insomma ci ha fatto un salutino fuori dall'autostrada e stiamo appunto arrivando allo stadio pian pianino. Adesso facciamo una panoramica, vi facciamo vedere una grande sciarpata qui sulla mitica Corriera degli amici di Spilimbergo, perché siamo tutti molto carichi, quindi se vi dico che siamo carichi, cosa si dice in questa occasione qui? Sempre solo forza? Volevo farvi presente una cosa, che Giampaolo oggi fa la sua prima trasferta in assoluto. Emozioni. Bellissime. Speriamo di una vittoria. Prima ti avevo detto in pareggio, adesso la vittoria vogliamo. Cioè, dal pareggio alla vittoria, cosa è cambiato durante il tragitto, Giampaolo? L'emozione e tutto il viaggio che abbiamo fatto da Spilimbergo per venire qua a Firenze. Insomma, possiamo dire brava a Renata tutto il club di Spilimbergo? Sì, molto organizzati. Tra poco si ripartirà a direzione Udine, c'è Davide che durante il tragitto d'andata aveva fatto un pronostico. Davide, ci sei andato vicino, eh? Ci sono andato vicino, una punizione sbagliata è quella che ci ha condizionato, magari qualche minuto in più di recupero avrebbe portato magari un 3-2 inaspettato. Quello che avevi pronosticato. Esattamente. Insomma, che Udinese hai visto oggi? Che Udinese hai visto oggi? Oggi ho visto un'Udinese più cattiva rispetto al solito, un po' più determinata. Abbiamo sbagliato qualcosa di troppo con i cambi, potevamo fare un pochettino meglio, ma comunque il lavoro è buono, si può riprendere da qua e andare avanti. E andiamo avanti, anche perché la prossima gara sarà molto importante, cara Renata, ci aspetta in casa il Milan. Sai che non facciamo una diavolata al Milan magari? Una bella diavolata. Al Milan magari, chissà, no? Insomma, voi non avete mai smesso di incitare i vostri beniamini. Peccato per questo risultato, oggi meritavamo qualcosina in più. Dai, piuttosto che peggio va ben così, cosa devi fare? E naturalmente ci vediamo sabato 20 gennaio tutti al Blue Energy Stadium per la seconda giornata di ritorno Udinese-Milan. Sempre solo forza! Udinese!